Buongiorno e ben ritrovati, primo appuntamento con l'informazione di Antenna 3, vi accompagniamo come di consueto fino alle 13:30 raccontandovi i fatti principali della giornata, spazio poi ad approfondimenti sull'attualità. La cronaca come sempre in primo piano, c'è un vertice in prefettura a Treviso per discutere della prima zona rossa della città, quella che gravita intorno all'area di Via Roma, a ridosso insomma della stazione ferroviaria. Ci colleghiamo subito con Elena Dal Forno insieme a Nicoletta Rizzetto per gli aggiornamenti, perché ci sono delle novità. Buongiorno Elena. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno a tutti gli spettatori di Antenna 3. Siamo qui proprio davanti alla prefettura dove il sindaco Mario Conte è uscito poco fa da questo vertice dove si doveva appunto fare il punto sulla situazione della zona rossa che era stata istituita il 26 maggio scorso e che scadrà il 5 luglio, quindi 40 giorni di zona rossa che hanno dato ottimi frutti. Il sindaco ci ha anche detto che non sarà ripetuta, dopo ascolteremo nel nostro servizio che cosa ha detto. Ci sono ancora altri sindaci in seduta, diciamo, intorno al tavolo insieme al prefetto, perché un altro dei temi era quello di stabilire se nelle periferie o diciamo nelle città minori c'erano possibilità anche qui di valutare i casi di degrado, i casi più complicati in città più piccole e più periferiche, vedere se c'erano appunto dei casi Caivano, del disagio giovanile dove poter intervenire. In questo momento però ancora ci sono dei sindaci appunto seduti attorno al tavolo. Noi ascoltiamo che cosa ci ha detto il sindaco Mario Conte e soprattutto qual è il futuro della zona rossa a Treviso. Lanciamo il sindaco e poi ti restituisco la linea, Francesca. Allora, nel frattempo, prima diciamo che uscisse il sindaco Mario Conte, era uscita anche la sindaca Mirella Balliana di Vittorio Veneto e anche la sindaca ci ha confermato appunto la volontà del prefetto di monitorare tutte le situazioni che potrebbero avere diciamo del disagio. A Vittorio Veneto queste situazioni non si sono per il momento create, ci ha confermato la sindaca, però si valuta qualche zona dove magari le case si sono svalutate o le case si sono rovinate, per cui situazioni di degrado potrebbero causare situazioni a rischio. In questo senso il prefetto ha voluto mettere proprio il naso, diciamo così, dentro le situazioni comune per comune. Ecco, alcuni sindaci sono ancora, come dicevamo, a convegno con il prefetto, mentre per Treviso questa zona rossa che ha dato grandi risultati non sarà ripetuta, almeno fino a settembre. Adesso ascoltiamo il sindaco Mario Conte. Sindaco Mario Conte, un vertice per stabilire che cosa? Abbiamo analizzato la prima fase di sperimentazione della zona rossa e devo dire che i risultati sono stati convincenti e abbiamo ottenuto l'obiettivo che era quello di liberare quella zona dalla presenza di alcune figure. Nelle ultime settimane poi si sono addirittura azzerati gli allontanamenti, segno evidente che il grande lavoro svolto dalle forze dell'ordine ha portato a un risultato importante. Quindi adesso affrontiamo l'estate, non riproporremo in questa fase la zona rossa, ma verranno comunque rafforzati i controlli, soprattutto nei fine settimana, contro l'interperanza giovanile, quindi un focus molto forte sul tema del disagio giovanile e quindi sostituiamo la zona rossa con questo altro strumento che consente il monitoraggio importante di quel quadrante, focalizzandoci su alcuni tipi di problemi che magari in queste ultime settimane hanno attirato un po' più l'attenzione rispetto alla funzione originale della zona rossa che, ripeto, ha avuto un ottimo esito, la percezione di sicurezza è certamente cambiata, continueremo i controlli ma valuteremo poi a settembre se sarà il caso di riproporre la zona rossa quando magari ci sarà anche un flusso di persone maggiori. Ecco, non la riproponete perché l'estate si spostano a Jesolo moltissimi giovani, non c'è necessità? No, l'andamento della sperimentazione ha portato a
con ottimi risultati soprattutto nelle prime settimane. Poi alla fine, nonostante i controlli fossero davvero numerosi, non abbiamo più riscontrato la presenza di nessuno, quindi non ha nemmeno senso continuare. Sostituiamo la zona rossa con altri servizi di monitoraggio e a settembre, quando ci sarà il ritorno di tutta la comunità e si tornerà alla normalità anche con le scuole, valuteremo se sarà il caso di riproporre la zona rossa, però la zona sarà costantemente monitorata. Mi preme sottolineare che gli stessi controlli che facciamo nella zona rossa sono anche diffusi in tutto il resto del territorio. A distanza di oltre 5 anni dal furto commesso a Padova, un gambiano di 47 anni è stato raggiunto da un ordine di carcerazione. In passato aveva anche occupato i giardini dell'ex scuola comunale Gabelli con i militanti del Pedro. In questura c'era andato spontaneamente all'ufficio immigrazione per completare il fotosegnalamento per la pratica da richiedente asilo, ma i poliziotti durante le verifiche hanno scoperto che su di lui pendeva una condanna definitiva per un furto in abitazione commesso nel 2020 e così lo hanno nuovamente rintracciato e poi arrestato. Protagonista un 47enne gambiano ritenuto responsabile di un furto avvenuto a Padova il 24 aprile del 2020 in via Pissacane. L'uomo era stato sorpreso dai proprietari di casa che, svegliati nel cuore della notte da rumori sospetti, lo avevano trovato mentre stava rubando portafogli con denaro e bancomat. Dopo una breve colluttazione era riuscito a scappare. Il 47enne aveva precedenti per spaccio e per reati contro il patrimonio. Nel giugno del 2020 inoltre aveva preso parte all'occupazione nei giardini dell'ex scuola comunale Gabelli insieme ad altri cittadini extracomunitari e a militanti del centro sociale Pedro. Il 47enne, cittadino di origine gambiana, è entrato in Italia nel luglio del 2015 e fino al 2017 era stato in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Ora è stato portato nel carcere Due Palazzi di Padova, dove dovrà scontare la condanna di 4 anni e 4 mesi di reclusione. La Guardia di Finanza di Verona e il National Bureau of Investigation della Repubblica di Albania hanno scoperto uno dei primi casi di reimpiego in Italia dei proventi del traffico internazionale di stupefacenti della mafia albanese per l'acquisto di immobili nella provincia scaligera. Una nota famiglia narcotrafficante albanese avrebbe riciclato in investimenti immobiliari nel territorio veronese dopo una serie di operazioni di riciclaggio internazionale del provento di traffico di stupefacenti. Il GIP del Tribunale di Verona ha emesso un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di immobili, quote societarie e disponibilità finanziarie per un totale di circa 4 milioni di euro eseguito questa mattina. Questo insomma è quanto è stato reso noto dal procuratore capo di Verona Raffaele Tito in videocollegamento con alti indumani della Procura Speciale albanese contro la corruzione e il crimine organizzato e rappresentanti della Guardia di Finanza di Verona. Carabinieri di Maserata, e siamo dunque in provincia di Treviso, hanno denunciato ieri sera a piede libero per lesioni personali e omissione di soccorso un 48enne trevigiano. Ieri sera intorno alle 22 l'uomo alla guida di un furgoncino, mentre stava percorrendo via Carducci a Spresiano, ha urtato la ruota posteriore di una bicicletta sulla quale si trovava una giovane 24enne che dopo l'impatto era caduta a terra. L'automobilista non si era fermato a prestare soccorso alla donna, ma aveva continuato la sua corsa. La 24enne era stata poi soccorsa dal SUEM e trasportata all'ospedale di Treviso e qui trattenuta per essere sottoposta ad un intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita. I carabinieri, grazie alle testimonianze raccolte da alcuni cittadini che avevano assistito alla scena e all'analisi dei sistemi di videosorveglianza e ai lettori targa, sono riusciti a ricostruire l'esatta dinamica dell'evento, individuando l'autore dell'incidente e le sue responsabilità. Come detto, dovrà rispondere ora di lesioni personali e omissione di soccorso. Picchiarono il barista che finì poi in coma. Ha chiesto il processo per 2 fratelli romeni accusati del violento pestaggio avvenuto a Selvazzano, in provincia di Padova.
Il video in cui sferravano un pugno in faccia al barista che crollava a terra privo di sensi lasciava poco spazio alle interpretazioni sulla violenza bestiale di quell'aggressione. Per questo il pubblico ministero ha chiesto il processo per i due fratelli romeni di 32 e 42 anni accusati di aver picchiato Ken Ye, conosciuto da tutti come Marco, barista cinese aggredito nel suo bar di Selvazzano lo scorso 12 gennaio. Per loro l'accusa è di lesioni gravissime. Il giovane è rimasto in coma per diversi mesi e da qualche settimana dopo il risveglio sta affrontando la riabilitazione in ospedale a Vicenza. Gli avvocati che difendono i due fratelli romeni si sono opposti a giudizio immediato e hanno chiesto riti alternativi. Ora dovrà essere fissata la data dell'udienza davanti al giudice per l'udienza preliminare, che dovrà dunque decidere se accogliere la richiesta di processo avanzata dal pubblico ministero. L'aggressione era scaturita dopo che il giovane barista aveva invitato i due fratelli alterati dall'alcol ad uscire dal suo locale. Per tutta risposta è stato colpito da una scarica di pugni. I due poi erano scappati ma vennero arrestati dai carabinieri nei giorni seguenti. Restiamo nel Padovano con un violento temporale improvviso con forti folate di vento. Ha fatto crollare ieri a Borgo Veneto la copertura di un casolare disabitato. Sul posto i vigili del fuoco. Le immagini riprese da Luca Tecchiato, che registra i fenomeni temporaleschi della bassa padovana, mostrano il crollo parziale del tetto dell'abitazione, come detto, abbandonata in via Arzerello. Il temporale e il vento hanno sferzato per qualche minuto solo quell'area a confine con la provincia di Verona. Controlli serrati della polizia locale dei Castelli di Montecchio Maggiore contro chi guida in stato di ebbrezza. Triplicati gli accertamenti nel primo semestre 2025. È tolleranza zero da parte degli agenti della Polizia Locale dei Castelli per chi si mette alla guida in stato di ebbrezza. L'ultima violazione accertata dagli agenti è stata rilevata nei giorni scorsi a Montecchio Maggiore, quando durante un posto di controllo ordinario gli agenti hanno fermato il conducente di un'auto, risultato all'alcol test con un tasso alcolemico di oltre 4 volte il limite consentito. Nei suoi confronti sono scattati la denuncia all'autorità giudiziaria, il ritiro immediato della patente e un'ammenda. Ma è solo uno dei casi che si sono verificati nel primo semestre 2025, i cui numeri evidenziano un incremento delle violazioni. Da gennaio a giugno di quest'anno sono stati 27 i casi rilevati dagli agenti della Polizia dei Castelli, contro i 9 dello stesso periodo nel 2024 e i 23 complessivi registrati durante tutto lo scorso anno. Un aumento che, come ha spiegato il comandante della Polizia Locale Alessandro Rigolon, è il risultato diretto di un'azione di controllo strutturata, con un'intensificazione dell'attività a contrasto della guida in stato di ebbrezza sollecitata anche dal prefetto di Vicenza, dopo il tragico incidente avvenuto a Creazzo a febbraio, che costò la vita alla piccola Lea. E a proposito di controlli, notizia appena arrivata con la polizia locale di Castelfranco, che ha ritirato martedì mattina la patente di un camionista dell'Est Europa sorpreso alla guida del suo bilico con un tasso alcolemico di 1,90 grammi per litro, quasi 4 volte superiore al limite consentito. Si tratta della 77esima patente ritirata negli ultimi 6 mesi per guida in stato di ebbrezza o per uso del cellulare alla guida. La pattuglia ha incrociato il camion lungo la regionale 53 e ha subito notato il conducente alterato e distratto, intento ad usare il telefono mentre era alla guida. Dopo aver fatto inversione e seguito il mezzo, gli agenti hanno intimato l'ALT procedendo al controllo con l'etilometro, che ha confermato l'elevato tasso alcolico. Per il camionista è scattato il ritiro immediato della patente, oltre al deferimento all'autorità giudiziaria. Una vera e propria bomba d'orologeria su ruote è stata così disinnescata. Guidare sotto l'effetto di alcol o distratti dal cellulare è una grave irresponsabilità che mette a rischio vite umane, ha commentato il sindaco di Castelfranco Stefano Marcone. I continui e rigorosi controlli della polizia locale dimostrano che queste condotte pericolose devono essere perseguite con fermezza. La sicurezza sulle nostre strade deve essere una priorità per tutti, sempre le parole del sindaco Marcone. Hanno patteggiato la pena davanti al GUP di Venezia i 2 imputati per la morte di Giuliano De Seta, il 18enne morto nel primo giorno del periodo di alternanza scuola-lavoro nella ditta di Noventa di Piave il 16 settembre 2022. Il titolare ha raggiunto l'accordo su una pena di 2 anni, mentre il tecnico che aveva compilato il documento di valutazione dei rischi dell'impresa ha patteggiato 1 anno e 4 mesi. Per entrambi la pena è stata sospesa.
Codice rosso e violenza di genere, ancora uno stalker denunciato dai carabinieri a Selvazzano Dentro, e siamo dunque tornati in provincia di Padova. Da inizio anno sono stati 49 gli arresti per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, 256 le denunce. Si era dimostrato fin da subito un incubo, in pochi mesi di relazione era diventato pressante, geloso, si offriva di accompagnare la fidanzata ovunque, ma non per premura, il suo era un modo di controllare i movimenti della donna che frequentava. I carabinieri di Selvazzano, dopo la denuncia ricevuta dalla vittima, hanno notificato ad un uomo un provvedimento di divieto di avvicinamento e l'applicazione del braccialetto elettronico. La donna, esasperata dal suo atteggiamento violento e dalle sue vessazioni psicologiche, aveva denunciato l'ex compagno. L'uomo la controllava con telefonate e messaggi continui. Ad ogni mancata risposta andava in escandescenza accusandole di frequentare altri uomini, pretendendo che la donna bloccasse i contatti della rubrica. Un atteggiamento continuato anche dopo la fine della relazione, tanto da arrivare ad inseguirla con l'auto e minacciare di provocare un incidente. L'uomo è stato così denunciato per atti persecutori. Dovremmo avere, ma chiedo conferma alla regia, sì lo vedo, il nostro Fabio Fioravanti in collegamento da Belluno per un vertice relativo naturalmente all'emergenza della frana in Cadore. Buongiorno a Fabio Fioravanti, insieme a Stefano Bozzi, insieme a loro il sindaco. Fabio, mi senti? Grazie per la linea, saremo molto rapidi perché il sindaco di Pieve di Cadore, Cindy Manusci, deve rientrare in questa riunione che è in corso, una riunione con tutti i sindaci della Val Boita e poi ovviamente l'autorità, il prefetto, il questore, i vigili del fuoco, la polizia locale, per fare il punto per quello che si può e si deve fare, vista questa situazione mai avvenuta prima di due eventi franosi concomitanti sia nei luoghi, tra virgolette, perché parliamo della statale 51 di Alemagna, che nel tempo. Allora, fino adesso, sindaco, cosa si è detto? Ma in realtà abbiamo fatto chiaramente, ognuno lato suo, ogni autorità si è espressa per la sua sfera di competenza, tra Vigili del Fuoco, Protezione Civile e anche chiaramente i sindaci. Per quanto mi concerne, il comune di Pieve è sicuramente il comune meno toccato da questi eventi, proprio perché, non essendo nell'asse poi dell'Alemagna che fa riferimento alla Val Boite, non ha subito... Ma la frazionalità invece sarà il punto discriminante per gli allarmi una volta che si dovesse decidere di chiudere, chiaramente non dove c'è la frana, ma prima la strada. Chiaramente si parla in realtà più di tempistiche, perché TAI è già un punto focale, cioè tutti diciamo i movieri, ANAS, ma anche le segnaletiche varie sono già concentrate anche adesso a TAI, perché è un punto focale tra la strada per Cortina e quella per Auronzo, quindi si arriva a TAI. L'obiettivo principale è ridurre le tempistiche, creare una sorta di automatismo che porti le persone a fermarsi direttamente a TAI senza poi avanzare verso la Val Boite per poi trovarsi davanti alla frana. Questo è quanto. E quindi lasciare passare soltanto quelli che devono comunque fermarsi prima della frana perché hanno un'attività, perché hanno una casa. Chiaro, sicuramente gli abitanti del posto, sì. Allora, ripeto, la lasciamo andare perché la riunione è ancora in corso, abbiamo chiesto anche al prefetto, eventualmente non sappiamo quanto duri, a disposizione per quando la riunione dovesse concludersi, se volete, per altri collegamenti. Grazie davvero Fabio, grazie anche al sindaco che si è riuscita ad uscire un attimo per raccontarci quanto si sta discutendo per la gestione di questa emergenza della frana in Cadore. Noi continuiamo con la cronaca, omicidio di Anica Panfile, e dunque siamo nella Marca trevigiana. Franco Battaglia è stato assolto per non aver commesso in fatto. In carcere da innocente, ha detto, è stato un inferno. Vado a casa per spessore in carcere, poi la smagrito non è la casa. Questo serve. Assolto per non aver commesso il fatto. Dopo oltre 2 ore di Camera di Consiglio, il presidente della Corte Umberto Donà ha dato lettura della sentenza del processo per l'omicidio di Anica Panfile. Franco Battaglia, il 79enne ex primula rossa della Mala del Brenta, è tornato in libertà. Un attimo. Il sorriso ancora incredulo, il cancello che si apre, in mano un sacco giallo con tutte le sue cose dentro. Dopo 535 giorni torna a casa. Alla domanda come ha vissuto questo periodo, la risposta è secca. Un inferno, perché
Il carcere lo puoi accettare se commetti un reato, ma se sei innocente e trovarti un reato del genere dopo aver fatto del bene, è difficile vivere. Cosa ha pensato questa notte? Prima di questo? A notte non pensavo niente perché prendevo 4 pastiglie per dormire, se no non dormo. Abbraccia l'avvocato Crea e lo ringrazia. 2 gli elementi incontrovertibili che contrastavano con la tesi dell'accusa, ci spiega il legale. Abbiamo dimostrato che ad un certo punto, alle 16:52 del 18 marzo, Battaglia e la signora Panfile sono usciti da casa dell'abitazione del Battaglia, dove nell'ipotesi di accusa sarebbe stato consumato l'omicidio tra le ore 16:07 e le 16:24. Abbiamo dimostrato invece che, con dei dati oggettivi, e cioè con tabulati telefonici, che per 19 minuti dopo le 16:52 la signora Panfile operava attivamente sul suo cellulare con una connessione dati con il gestore Wind, e in quei 20 minuti in cui lei operava il signor Battaglia era già alle 17:05 al casello di Treviso Nord. Questo era già un elemento decisivo, dirompente, e un elemento oggettivo incontrovertibile. Il secondo, strettamente collegato a questo, è che i 2 telefoni della signora Panfile e del Battaglia dalle 16:52 all'unisono escono dall'abitazione, si muovono assieme e poi c'è una divaricazione. Battaglia va verso Villorba e Mogliano e il telefono della signora Panfile rimane a Spresiano, dove accende 2 diverse celle fino alle 17:46, quando si spegne definitivamente. Si tratta di 2 alibi tecnici, dice l'avvocato Crea, che ho sostenuto e che evidentemente sono stati ritenuti dalla Corte d'Assisi insuperabili. Che cosa ha pensato subito? Che sono felice, grazie al grande maestro qua. Rispetto a tutta questa vicenda, rispetto a questo omicidio, lei che idea si è fatto? Non sono cose imputabili a me e non voglio imputare nessuno. E non devo cercare nessuno io. Un pensiero su Anica. Pensiero, che era brava a lavorare. Poche parole da parte dell'ex moglie che è andata in carcere a prenderlo. Contenta? Molto, ma non ho niente da dichiarare, signora. Fra 90 giorni le motivazioni della sentenza. È ancora presto, ma potrebbe essere chiesta l'ingiusta detenzione. Qualora e quando la sentenza sarà definitiva e dovesse essere confermata nei 3 gradi di giudizio, se la Procura di Treviso o la Procura Generale di Venezia dovesse fare appello, allora in ipotesi c'è la possibilità di tale richiesta. E adesso andiamo a Venezia dalla nostra Anna Maria Parisi insieme a Simone Merlo, perché c'è tensione in Campo Sant'Agnese per un nuovo abbattimento di alberi in quel piano che prevede una 90, anche di più, di abbattimenti dopo quanto accaduto in piazzale Roma qualche settimana fa. Ma Anna Maria ci parlerà anche di un ennesimo furto invece in Calle del Cappeller. Buongiorno Anna Maria. Sì, buongiorno. Allora cominciamo da qui, da dove ci troviamo con Simone Merlo. Dietro di noi ancora i resti dei rami potati meno di un mese fa qui in Campo Sant'Agnese, lasciati nell'abbandono e nel degrado più totale. Poi da una parte i manifestanti, gli attivisti che si sono mobilitati contro l'abbattimento di 2 nuovi platani con gli striscioni. Un albero si conosce dai suoi frutti, un uomo dalle sue azioni, uno degli slogan presenti, e dall'altra invece, come vediamo appunto dalle immagini Simone Merlo, il presidio delle forze dell'ordine con i militari dei carabinieri, agenti della polizia locale e della questura di Venezia, e gli operai che sono in attesa di abbattere questi alberi, azione contro la quale, ripeto, si stanno mobilitando i cittadini con le tantissime associazioni. Allora cominciamo con Giovanni Andrea Martini, tutta la città insieme, che da questa mattina, c'è da dire che molti degli attivisti sono qui da questa mattina dalle 7. Dunque Giovanni Andrea Martini, intanto buongiorno. E poi c'è da dire che qui l'azione vostra continua ad oltranza. Beh, adesso vedremo insomma come proseguirà. Certo è che è un'azione politica di fronte all'assenza della controparte. Il tema che qua a cui stiamo assistendo è che
noi sappiamo bene che cosa vogliamo, quali sono i principi da tenere presente, vorremmo manifestarli alla controparte politica e ci troviamo a parlare con i tecnici, perché i politici non si espongono, temono, cioè qui dovrebbero essere gli assessori che rispondono, noi non possiamo parlare con i tecnici, perché i tecnici giustamente hanno una loro professionalità e rispondono da tecnici. Dunque Marco Rosa Salva, Comitato Alberi Sant'Agnese, voi siete qui da questa mattina alle 7, si diceva, e vi state mobilitando contro questo abbattimento perché è un abbattimento che non ha senso e lo dite carte alla mano. Perché? È una situazione che non ha senso per nessuno, né per noi, che per noi questa ovviamente è una tragedia, ma non ha senso neanche per gli amministratori e non ha senso neanche per i tecnici. Andiamo a perderci tutti. Noi chiediamo una sospensione degli abbattimenti perché riteniamo che questi alberi possano essere salvati e quindi chiediamo di avere il tempo, sono 15 giorni per effettuare una controperizia fatta da un tecnico che noi nominiamo, serio, e questo ci darà il responso. Diciamo è una prova di appello che noi chiediamo per questi alberi. Noi siamo confortati anche dal fatto che l'albero che doveva essere abbattuto nel 2019. Ecco, scusa se ti interrompo, questo che adesso Simone Merlo sta inquadrando, sotto al quale ci sono appunto tutti gli uomini delle forze dell'ordine che sono appena venuti di nuovo a dirvi che cosa? Che dovremmo sgomberare l'area. Dunque, questo qua abbiamo... Perché diversamente? Diversamente si potrebbe configurare l'interruzione di pubblico servizio e quindi potrebbero esserci delle conseguenze per noi. Adesso vediamo che cosa fare, ma insomma qui abbiamo 4 platani che sono platani che hanno 80 anni, sarebbero alberi monumentali, sono alberi che hanno per legge una particolare tutela. Questo nel 2019 doveva essere abbattuto e noi ci siamo opposti e diciamo magicamente un paio d'anni dopo l'albero è tornato dalla categoria D abbattimento alla categoria C, albero diciamo in discreta salute che va solo monitorato. Noi pensiamo che lo stesso possa avvenire per questi altri 2 alberi che vogliono oggi abbattere dopo aver già tentato di abbatterli il 12 giugno e quindi chiediamo questa sospensione, chiediamo che venga fatta una perizia seria. Ecco, questo. Ecco. E Michele Boato, amico albero, è arrivato anche lei? Parliamo della sicurezza. Sì. Aspetta, sì, scusa, sei arrivato anche tu da Mestre e guardiamo la telecamera, non voltiamo alle spalle i nostri telespettatori, per dire che cosa? Avete chiamato anche gli assessori, volevate che intervenissero, avete chiesto un colloquio, ma vi è stato negato fino adesso? Si nascondono, sono ignoranti, nel senso che non sanno neanche di cosa parlano. Sono ignoranti persino i tecnici che vengono qui a dirci che gli alberi non possono essere curati, questo ce l'ha detto stamattina la sedicente perita forestale, non possono essere curati, e poi parlano di sicurezza e guardate qui alle nostre spalle, da 25 giorni hanno lasciato questi alberi, questi rami che avevano tagliato 25 giorni fa, li hanno lasciati per terra e sarebbe questa la sicurezza. Guardiamo, benissimo, qualche bambino potrebbe altro che farsi male e non è successo per fortuna. E signori, imparate voi a difendere la popolazione perché siete i primi che create insicurezza. Ecco, nel frattempo con le immagini di Simone Merlo vediamo anche che è stato tutto recintato il campo e quindi non si può né entrare né uscire in linea teorica. Tra le tante persone presenti, tantissime persone che appunto risiedono qui, munite naturalmente di ventaglio perché le temperature sono record per il caldo e poi anche insomma gli studenti come Carlo Alberto. Sì, ciao a tutti. Purtroppo, come possiamo vedere, abbiamo da una parte uno schieramento di persone, di cittadini che cercano di difendere il poco verde rimasto in questa città e dall'altra parte invece chi vuole identificarci, chi continua a minacciarci di interruzione di pubblico servizio e chi in tutto questo tempo non ha utilizzato le finanze dei cittadini in maniera impropria
non curando quello che è stato tutto il verde pubblico e causando anche problemi che sono sotto gli occhi di tutti, purtroppo. Ecco, devo dire che la tensione qui è altissima, anche se sembra tutto calmo da studio, in realtà le cose non stanno così, perché le forze dell'ordine continuano costantemente a chiedere ai presenti, compresi noi, di sgomberare l'area. Se così non dovesse essere, verrà chiesto a tutti un documento di identità e poi ci saranno le conseguenze del caso con denunce e forse anche la minaccia di alcuni DASPO. Quindi voi che cosa intendete fare? Mi rivolgo a tutti i presenti nel momento in cui... Sì, cosa che oltretutto, come si sa, negli alberi ci sono i nidi e non vengono, prima degli abbattimenti, non vengono controllati se ci sono nidi, quindi vengono abbattuti, cadono nidi, cuccioli, uova e quant'altro. Quindi io vorrei, tutti quanti noi vorremmo, che oltre alla perizia sull'albero venisse effettuato un controllo per quanto riguarda le nidificazioni. Grazie, nome e cognome? Cioffi Martina. Fa parte di qualche comitato oppure... Sono sul comitato degli alberi. Ecco, e poi c'è anche... Vieni Martina. Buongiorno Martina. a tutti. Allora, io sono Martina Zennaro, punterei una cosa, trasparenza. È mancata completamente la trasparenza perché i cittadini non sono stati avvisati di quello che stava per succedere e questo è molto grave. E inoltre chiederemo una mappatura, cioè vogliamo sapere i prossimi 90 alberi che intendono abbattere quali sono, perché solo se la cittadinanza lo sa e se vede le perizie di questi alberi può essere sicura che sia così, oppure controporre una controperizia. Specifichiamo che la controperizia che vorremmo fare sarà a nostre spese, cioè i cittadini che hanno costituito questo comitato si prendono la responsabilità economica di fare una controperizia per verificare se veramente uno di questi 2 alberi fosse ancora da salvare. Se non li tagliano prima, la controperizia la faremo sui tronchi tagliati. Grazie. Ecco, grazie Martina, con il presidio che continuerà a oltranza. E c'è da dire, come mi chiedevi a inizio collegamento Francesca, che in Ca del Cappeller nella notte trascorsa c'è stato l'ennesimo furto in uno dei negozi presenti e anche in una delle abitazioni, con la proprietaria lo stesso che ha denunciato, ma non alle forze dell'ordine, perché dice che non serve denunciare l'episodio con il furto che è avvenuto verso le 23:30, quando il ladro, sembra ripreso da una delle telecamere presenti nell'area, ha sfondato a calci una delle vetrine delle finestre antisfondamento, rubando un computer, cellulare e altre apparecchiature elettroniche. E da Venezia, da Campo Sant'Agnese, dove il presidio contro l'abbattimento degli alberi continuerà ad oltranza, è tutto con le immagini di Simone Merlo per la parte tecnica. La linea torna allo studio. Grazie ad Anna Maria Parisi, grazie a Simone Merlo e grazie anche ai numerosi ospiti e al tuo microfono per averci raccontato della situazione che si sta vivendo in queste giornate a Venezia. E Anna Maria ha fatto riferimento al caldo che purtroppo sta facendo molte vittime in giro per l'Italia. Vediamo dal sito del Gazzettino la tragedia che ha colpito Bruno Rossi, imprenditore trevigiano, stroncato dal caldo in spiaggia in Sardegna, nella spiaggia di Luimposto a San Teodoro, sotto gli occhi della moglie, che racconta voleva andare in acqua, poi si è accasciato, e scorrendo invece la tragedia di un operaio accusa un malore, siamo a Noale, al lavoro per il troppo caldo, torna a casa, la compagna lo trova morto nell'auto in giardino e appunto caldo, il 3 giugno più bollente degli ultimi 50 anni, zero termico a 5.193 metri, è record negativo. E il gran caldo ha registrato anche problemi nuovamente, era già accaduto a fine giugno lungo l'autostrada A4, dove solo in tarda mattinata sono stati riaperti i caselli di Verona Est e Sud che erano stati chiusi a causa di alcuni problemi all'asfalto della carreggiata provocati proprio dalle alte temperature. L'intervento si era reso necessario a causa della formazione di leggere deformazioni longitudinali, le cosiddette ormaie, nel tratto autostradale che era recentemente stato rifatto, immediatamente rilevate dai sistemi di monitoraggio della concessionaria A4.
hanno lavorato i tecnici specializzati e altro personale per ridurre al minimo i disagi in coordinamento con la polizia stradale e gli enti territoriali competenti. Dunque, dopo alcune ore di chiusura, i 2 caselli sono stati poi riaperti al traffico. Ci spostiamo a Montebelluna, dove ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti in Vicolo delle Mimose per un incendio all'interno delle scale di un condominio. I pompieri provenienti dal distaccamento di Montebelluna hanno provveduto a spegnere l'incendio che si era sviluppato nelle scale in corrispondenza di un carrello della spesa. Sul posto anche i sanitari del SUEM che hanno soccorso 6 persone che sono rimaste intossicate e sono state trasportate all'ospedale di Montebelluna. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento e noi ci fermiamo per la pubblicità tra poco. Rieccoci in diretta, sempre con la cronaca in primo piano. Un 19enne straniero irregolare in Italia è finito in carcere per aver picchiato e rapinato la sua ex compagna. Il fatto è accaduto a Zimella, in provincia di Verona, dove i carabinieri di Cologna Veneta hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto il giovane già noto alle forze dell'ordine per rapina aggravata. I militari si sono attivati dopo che la vittima si è presentata in caserma dolorante in varie parti del corpo per denunciare di essere stata rapinata poco prima dal proprio ex compagno, riferendo che l'indagato l'ha prima malmenata e poi l'ha minacciata con un coccio di bottiglia di vetro e le ha preso il telefono cellulare e alcuni effetti personali. I militari hanno avviato le ricerche e rintracciato il 19enne e gli hanno trovato addosso la refurtiva. La donna invece è stata portata al pronto soccorso di San Bonifacio, dove le è stata data una prognosi di 10 giorni per le lesioni subite. Spaccata al ristorante africano Demas di San Liberale a Treviso, il ladro è stato subito rintracciato dalla polizia, che ha però dovuto usare il taser per bloccarlo. Ha tentato di forzare la porta d'ingresso strattonandola più volte, come mostrano i filmati della telecamera frontale del locale. Il ristorante Demas di Viale Tre Venezie nel quartiere trevigiano di San Liberale. Non riuscendoci, ha deciso di sfondare con un sasso una vetrata per rubare la cassa dove c'erano solo monete, ma l'allarme è scattato e la polizia è arrivata di lì a qualche minuto, sorprendendo il ladro nel palazzo accanto. Il giovane ha tentato di aggredire gli agenti con una bottiglia di vetro ed è stato immobilizzato con il taser. L'episodio alle prime luci dell'alba. In arresto è finito un 31enne originario del Niger, a carico del quale ci sono già dei precedenti per furto. L'uomo non ha esitato a commettere una spaccata pur di entrare nel ristorante, ma la sua fuga è durata poco. A quel punto ha però commesso il secondo reato, aggredendo la pattuglia della volante, tanto da rendere necessario bloccarlo con il taser. Per lui arresto in flagranza per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice ha disposto l'obbligo di dimora nel comune di Istrana e il divieto di uscire di casa nelle ore notturne. La zona rossa arriva anche a Vicenza, in zona stazione, nelle aree più calde dello spaccio. Domani saranno in città i sottosegretari alla giustizia Ostellari e alla sicurezza Molteni, proprio per parlare di sicurezza. Al via la zona rossa anche a Vicenza. Provvedimento di necessità e urgenza emanato dal prefetto Filippo Romano e volto a rafforzare le misure di controllo in prossimità della stazione, anche in considerazione della contingente situazione internazionale e in relazione alla presenza della numerosa comunità statunitense presente sul territorio vicentino. Un provvedimento che riguarda anche le zone limitrofe alla stazione, interessate da fenomeni di degrado, di illegalità diffusa e di spaccio di sostanze stupefacenti. Il divieto di stazionamento sarà attivo fino al 30 settembre 2025. Nell'area delimitata da Viale Retenio, Viale Venezia, Viale Milano, dal Quadrilatero, Corso Santi Felice Fortunato, Viale Ippodromo, Viale Verdi, Via Gorizia e Campo Marzo. Il divieto è rivolto ai soggetti non residenti all'interno delle aree che assumano comportamenti aggressivi, minacciosi e molesti, che risultino già destinatari di segnalazioni all'autorità giudiziaria per reati predatori come furti, rapine, percosse, lesioni e danneggiamento. Una misura che molti tra cittadini e residenti chiedevano da tempo. Volute sì, io parlo non di me, parlo in generale, che risolva il problema no, nel senso che non è che ghettizzando
le persone da un lato o dall'altro della città, quindi spostandole si risolve il problema, al limite si sposta. E secondo me è una cosa molto positiva, perché noi che lavoriamo in centro abbiamo sempre un certo timore a passare in quelle zone. Quindi spero che sia davvero un deterrente e aiuti proprio a, non dico risolvere il problema, ma arginare il problema. Poi le conclusioni le tireremo poi a settembre, quando vedremo il risultato di questa operazione. Almeno noi che siamo residenti qui in centro possiamo stare meglio, sentirci più sicuri. Quindi tra Campomarzo, la zona stazione, il quadrilatero, diciamo, secondo lei si potrà passare con più tranquillità perché ci saranno più presidi, più controlli? Sicuramente, perché purtroppo qui la situazione sta diventando molto pesante. E venerdì saranno a Vicenza il sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Ostellari e il sottosegretario alla Sicurezza Nicola Molteni, proprio per fare il punto in merito alla complessa situazione sicurezza su Vicenza e alla recente istituzione della zona rossa. Torna in manette il ladro seriale di locali e appartamenti del centro storico veneziano. È stato fermato dalla polizia dopo un colpo in un ristorante del Sestiere di San Paolo. Alle 3 di notte mi chiama la sede operativa della polizia di Piazzale Roma dicendomi che un attimo che le passo la pattuglia, dove che avevano a San Luca esattamente bloccato questo personaggio, questa persona, con tutti i nostri averi. Al di là dello stress di essere svegliato di soprassalto nel cuore della notte, Massimo Cappellari può comunque tirare un sospiro di sollievo. Il suo ristorante in Sestiere di San Polo era stato appena visitato dal ladro seriale di locali e abitazioni di Venezia. Attivo da tempo e conosciuto di volta in volta anche col soprannome di Arsenio Lupin per via di un tatuaggio o di Cavalletta per le sue doti di arrampicatore, era in fuga dal bistrò con 4 iPad, le mance del personale e il fondo cassa, quando ha incrociato una pattuglia della polizia. Erano 4 quelli della polizia e uno dei 4, un atleta, è riuscito a bloccarlo perché il personaggio corre e l'hanno bloccato, l'hanno arrestato e quando sono arrivato qua era imanettato a fianco qua del ristorante. La vita dell'imprenditore è già abbastanza faticosa senza visite sgradite alla propria azienda. Qui resta il danno morale di aver visto il frutto del proprio sacrificio violato e a soqquadro, ma poteva anche andare peggio. La fortuna è che questa polizia era di pattuglia e essendo di pattuglia hanno visto sto personaggio, il conosciuto da loro, e l'hanno cercato di fermare. In quel momento del fermo lui ha cominciato a correre, è stato preso e prendendolo sono riuscito a recuperare tutto quanto il fortino, tutto quanto. Penso che un paio di, forse lato economico non tutto, però le attrezzature che erano quelle più importanti per lavorare il martedì ci è andata bene. Giovanissime che si concedono sessualmente per entrare nelle baby gang e ingraziarsi i leader dei gruppi. L'allarme dello psicologo e psicoterapeuta Casteller a Ring, che racconta di casi a età davvero impensabili. Quando nel colloquio clinico singolarmente queste ragazzine, ovviamente minorenni, che non lo direbbero mai davanti ai propri genitori, ti raccontano che hanno avuto rapporti sessuali a 9 anni, a 10 anni e li hanno avuti per compromessi necessari per l'appartenenza al gruppo, comprende bene il tema. Sono un'alterazione totale delle dinamiche e delle regole nella nostra società che non siamo assolutamente abituati ad avere, cioè l'uso della sessualità come appartenenza al gruppo. È un racconto scioccante quello che il noto psicologo e psicoterapeuta di Castelfranco fa in diretta a Ring. Il racconto di un allarme che il professionista registra quasi quotidianamente durante le sue sedute. L'età di 9-10 anni è forse un caso limite, non quello di preadolescenti e ragazzine sempre più giovani disposte a rapporti sessuali con uno scopo preciso. Lo scenario è quello delle baby gang. Le nostre ragazzine vengono utilizzate come merce di scambio per l'appartenenza o non appartenenza ad alcune baby gang nel territorio. Vengono viste come una nuova moneta che viene utilizzata accreditandosi come leader all'interno di questi gruppi, che spesso sono multietnici e sono di seconda e terza generazione, e utilizzano in questa moneta soprattutto figlie di italiani di prima generazione. Questo è un fenomeno che io vedo in terapia, è in crescita esponenziale ed è fortemente preoccupante. Perché? Perché sono in un'età in
in cui l'appartenenza al gruppo, il ruolo, l'identità si sta ancora formando totalmente. E spesso i modelli che noi vediamo in rete, i modelli sono quelli, i modelli dei rap che appartengono ad altre etnie e che indirettamente utilizzano queste figure, che sono delle figure molto molto deboli. Il sesso come orribile passepartout per far parte del gruppo. Il sesso e anche la droga, come accertato dall'ultimo studio del CEIS di Treviso sul consumo di stupefacenti esponenziale tra le minorenni. Spesso l'iniziazione all'uso delle sostanze. Vuoi appartenere alla baby gang, vuoi essere vicino a colui che è leader all'interno della baby gang, allora usa queste sostanze e appartieni a queste sostanze. C'è una forma di debolezza. Vogliamo dirla pesantemente, se mi permette? Sì. I ragazzi, i maschi provenienti dalla seconda e terza etnia sono più potenti rispetto ai maschi appartenenti alla prima generazione italiana e quindi indirettamente questa potenza, questa virilità, questa presenza nella società come punti di riferimento certi attraggono le nostre ragazzine. Dall'altra parte invece ragazzini sempre più in crisi, sconfitti nettamente nel confronto e che si rifugiano nella pornografia e nell'isolamento. Un quadro inquietante che, secondo Casteller, ha origine prima di tutto nella famiglia. In passato la mia e la sua generazione viveva nelle famiglie delle regole. Noi siamo oggi nella famiglia delle relazioni. Qual è il problema? È che nella famiglia delle relazioni le regole sono fuori dalla famiglia, non sono all'interno della famiglia. E come si fa a dire a questi ragazzi che il leader della baby gang è meno importante del proprio padre? Me lo spiega lei? Dopo quasi una settimana di chiusura totale riapre a Rosà la statale 47 Valsugana. La circolazione stradale era stata bloccata per ragioni di sicurezza a causa della rottura di una condotta del gas metano. Questa mattina la riapertura parziale con viabilità a senso alternato. I lavori infatti non sono ancora finiti. Finalmente dopo quasi una settimana di chiusura ha riaperto questa mattina la strada statale 47 Valsugana. Siamo a Rosà. Giovedì scorso durante dei lavori di scavo per la posa della fibra ottica è stato rotto un tubo del gas metano, è fuoriuscito del gas che si è infiltrato anche nel terreno. Per una settimana hanno lavorato i tecnici per cercare di intercettare la fuga di gas sotterranea, tanti i disagi non solo per i residenti ma anche per i negozianti della zona, visto che il traffico è stato completamente interrotto in questo tratto. Disagi naturalmente anche per il traffico, sono tantissimi i mezzi pesanti che ogni giorno si muovono lungo la strada statale 47 Valsugana, costretti a deviare sulla viabilità secondaria. Da questa mattina, come vi dicevo, la riapertura a senso alternato di marcia in questo tratto, mentre i lavori in via Campagnola continuano e dunque in quel tratto di strada la viabilità è ancora interrotta. A Vicenza è programmato un evento per celebrare l'amicizia che lega l'Italia e gli Stati Uniti secondo le intenzioni del comune. I pacifisti invece chiedono l'annullamento dell'iniziativa. Chiediamo l'annullamento dell'iniziativa, non ci possono essere compromessi. Hanno fatto un errore, se ne rendono conto perché ci sono state anche dissociazioni all'interno della maggioranza e devono rendersene conto, prenderne atto e procedere all'annullamento. È un gigantesco no espresso da una trentina di associazioni pacifiste alle celebrazioni del primo festival dedicato all'amicizia fra Italia e Stati Uniti promosso dall'amministrazione comunale di Vicenza. L'Italia America Friendship Festival, programmato dal 12 al 14 settembre prossimo, prevede lo svolgimento di una trentina di eventi con ospiti italiani e internazionali, una occasione unica secondo le intenzioni del comune per riflettere sugli intrecci culturali che uniscono i due paesi, dalla storia dell'immigrazione alla letteratura, alle influenze reciproche tra architettura palladiana, il cinema, la TV e le eccellenze alimentari. Un evento che celebra anche il
70° anniversario della presenza americana militare a Vicenza, una presenza ormai intollerabile secondo i pacifisti. Nelle varie fasi di occupazione esiste l'occupazione fisica che noi viviamo da 70 anni, ma esiste anche un'assimilazione culturale. Ecco, secondo me adesso stiamo entrando in questa seconda fase. Sono un antropologo ricercatore statunitense, da anni faccio ricerca sull'impatto delle basi statunitensi all'estero e posso confermarvi che questo Friendship Festival è una bugia totale, è un modo per pacificare le comunità locali e per nascondere quello che l'esercito statunitense sta facendo all'estero, da Iran a Gaza, a Yemen, in Somalia. E questa è una forma moderna di panem circense. Prova ne è il fatto che lo stesso format avviene in molte città in tutto il mondo dove sono presenti basi militari statunitensi. In questo festival si parlerà di Palladio. Si parlerà appunto dell'influsso dell'architettura palladiana negli Stati Uniti. Ma se vogliamo parlare di Palladio e se vogliamo parlare di cultura non possiamo non prendere in considerazione le tante osservazioni che l'UNESCO ha fatto anche al Comune di Vicenza per tutelare il patrimonio UNESCO vicentino, che è messo in seria crisi, in serio pericolo proprio dalla militarizzazione della città. Questo è un elemento fondamentale, perché se amiamo Palladio lo dobbiamo difendere e per difenderlo dobbiamo renderci conto che la militarizzazione lo mette in estremo pericolo. L'imam di Via Piave va espulso, a dirlo il senatore veneziano di Fratelli d'Italia Speranzon, dopo che il caso è finito in Parlamento. Il caso dell'imam di Mestre e delle sue dichiarazioni d'odio nei confronti delle donne è arrivato in Parlamento. La vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera e la responsabile immigrazione del partito hanno presentato un'interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi, chiedendogli quali misure si intendano adottare per limitare atti di intolleranza e discriminazione, favorendo una reale integrazione. Ad appoggiare l'azione anche il senatore veneziano Speranzon, che parla di espulsione, posizione condivisa anche dai colleghi di partito in Consiglio Comunale. È inaccettabile. E davvero non vedo come una persona del genere possa ancora risiedere nello Stato italiano. Deve, come ha detto bene anche il senatore Speranzon, deve assolutamente essere espulso dall'Italia immediatamente. Non è la prima volta che l'imam finisce al centro di polemiche. È quell'imam che ancora, nonostante ci sia una sentenza che vieta l'utilizzo per la preghiera della moschea in Via Piave, lui e loro continuano ad avere i tappeti e a fare quello che vogliono. Io penso che anche le parole violente che utilizza nei post siano e diano la dimensione di ciò che significa radicalizzazione. Sono parole rivolte alle donne, alla sottomissione delle donne, sono atteggiamenti, stimola atteggiamenti davvero che sono contrari al sistema giuridico italiano. La Costituzione dice delle cose molto chiare, ma per questi imam il Corano conta più della Costituzione. Un appello, l'ennesimo, arriva poi dalla Presidente del Consiglio Comunale di Venezia. Io da donna mi sento profondamente offesa da queste dichiarazioni, credo che ci sia da fare un importante lavoro culturale e di integrazione anche della comunità nella nostra città e che il punto focale sia quello del rispetto della donna sempre, qualsiasi sia l'estrazione culturale e sociale delle persone. E quindi mi rivolgo, faccio un appello anche alle donne che fanno parte della comunità islamica a Mestre, che è quello di cercare di integrarsi anche con quelle che sono le regole di convivenza, le regole civili, ma soprattutto che è quello di far sì che ci sia sempre il rispetto per le donne. La donna non è un essere inferiore rispetto all'uomo. I carabinieri forestali hanno messo i sigilli alla cava Solana di Monselice dopo le denunce di residenti e comitati ambientalisti. Il camion carico di trachite che non potrebbe essere estratta in quel luogo esce dalla cava, una foto scattata che è servita alle numerose segnalazioni e alla denuncia dei residenti che ha portato al sequestro preventivo della cava Solana sul Monte Rico a Monselice. I carabinieri forestali hanno messo i sigilli all'area all'interno del Parco Colli destinata ad una ricompensazione naturale. Acquistata da un noto imprenditore nel campo degli scavi e del movimento terra, ha subito tutta una serie di iniziative
tra cui l'allargamento di una strada, la costruzione di un impianto e anche verificato attraverso la documentazione inviata da residenti e da persone attente. C'era anche l'asportazione di materiale trachitico e il riporto di terre di scavo con tanto di pezzi di asfalto, metalli, plastiche. L'ipotesi è che ci sia stata all'interno una gestione illecita di rifiuti e scarichi di materiale non autorizzato. La situazione della cava era stata monitorata dai comitati ambientalisti ed era anche arrivata in Consiglio Comunale a Monselice. Abbiamo fatto un accesso agli atti sia al Comune di Monselice sia al Parco Colli, verificando che nessuna di queste operazioni era stata autorizzata. A quel punto abbiamo mandato una segnalazione alle autorità preposte, dimostrando purtroppo che erano in atto delle attività che non risultavano autorizzate, e abbiamo sollevato la questione anche all'interno del Consiglio Comunale proprio per sensibilizzare gli amministratori su questa faccenda. Ora la Procura ha ricevuto i documenti dei Carabinieri Forestali. La richiesta è che l'area venga tutelata. Ora confidiamo nell'azione della magistratura, che approfondirà se effettivamente ci sono stati degli abusi, se ci sono stati degli scempi ambientali, e fondamentalmente quello che auspichiamo è che non si ripetano atti di questo tipo. Perplessità di Confartigianato per l'ordinanza regionale che entra in vigore oggi per tutelare dal caldo estremo i lavoratori. Non solo un provvedimento che prende alla sprovvista le imprese, ma che rischia di mettere in difficoltà le commesse da portare a termine. Tutte le normative che ti arrivano dall'oggi e il domani fanno male alle imprese, perché sostanzialmente non siamo pronti, non siamo anche tutelati sostanzialmente. Aver imposto con un'ordinanza lo stop ai lavori all'aperto nei campi, nelle cave e nei cantieri edili dalle 12.30 alle 16 fino a settembre rischia di creare un contraccolpo negativo alle imprese. Parola di Confartigianato, che dalle sedi provinciali a quella regionale esprime perplessità sul provvedimento firmato dal presidente del Veneto Luca Zaia. Seppure con tutti i distinguo del caso, devono infatti esserci conclamate condizioni di disagio legate alle alte temperature. Per gli artigiani l'ordinanza rischia di causare rallentamenti e complicazioni nella gestione delle commesse. Per la tutela dei lavoratori bastavano gli strumenti già a disposizione. Oltre al buon senso, alle buone pratiche, ci sono già degli strumenti che regolano, diciamo così, la salute nei cantieri, e nello specifico questo strumento si chiama DVR, documento valutazione rischi. Quindi era lì che si doveva sostanzialmente agire, naturalmente per tempo, non dall'oggi al domani, e dovevano essere individuati su quel documento quelli che sono i rischi connessi al lavoro nei cantieri, al lavoro al sole, eccetera, eccetera, e bastava sostanzialmente vedere se c'erano degli ulteriori adempimenti che si poteva fare per tutelare ancor più la salute del lavoratore. Nel caso, com'è probabile che il provvedimento per il futuro diventi strutturale, se ne analizzeranno via via le criticità. La tutela del lavoratore è prioritaria, ma deve essere contemporaneamente sostenibile per le imprese, e non solo in termini di cassa integrazione per le ore che verranno a mancare. Quello che è tutto che riguarda la contrattualistica, appalti pubblici piuttosto che privati, condizioni e via dicendo, dovranno essere regolamentate così come avviene nel caso della pioggia d'inverno. Quindi il governo, assieme alla parte datoriale e sindacale, dovrà affrontare in modo strutturale questo per regolamentarlo sia nei tempi, sia per quello che sono le scadenze, quindi, e sia per quanto riguarda soprattutto i temi di costi, perché i costi vanno ad aumentare sia per noli che piuttosto per attrezzature. Senza dimenticare che queste ordinanze hanno un effetto anche penale, e quindi chi è che ci tutela in questo? Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco.
Rieccoci in diretta per raccontarvi di un'impresa tra lo sportivo, tra il sacro, tra la solidarietà. L'impresa è il Giro della Madonna e l'ha intrapresa Fausto Righetti. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie per il collegamento e grazie a tutti gli amici telespettatori. Fausto Righetti insieme all'amico Giorgio Murari a metà maggio sono partiti in bicicletta e hanno attraversato parte del nord-est, hanno fatto Veneto, Friuli, si sono poi spostati verso la Slovenia, la Croazia, l'Istria fino a Spalato, hanno percorso poco meno di 3.000 chilometri, giusto signor Righetti? Esattamente, abbiamo fatto quel percorso lì, seguendo un po' l'itinerario che ci poneva sulla nostra strada dei santuari, perché il giro è un giro della Madonna nel senso che è molto lungo, ma anche il giro della Madonna inteso come ambienti da visitare. Questa è stata un po' l'idea di organizzare questo giro. Siamo scesi verso la Croazia, poi da Spalato una deviazione per andare a Medjugorje, che era una tappa fondamentale, e quindi ripreso la costa verso il Montenegro, verso l'Albania, per traghettare, venire in Italia e risalire la costa adriatica e tornare verso Verona. Ecco, un progetto che nasce da lontano. Lei era da tempo che insomma, sognava di intraprendere questo viaggio. Ma sì, era una cosa che io ci tenevo da qualche anno, perché pensavo di andare in pensione ancora nel 2019 e avevo così ipotizzato, essendo che ho conosciuto la bicicletta che mi dà parecchia gioia e benessere, volevo fare questo giro anche per un ringraziamento alla Madonna. Poi il Covid, non sono andato in pensione, io lavoro nell'ambito sanitario, c'è stato un momento anche di grande fervore per quanto riguarda la salute dei cittadini, quindi non sono potuto andare in pensione e ci sono andato praticamente nel fine 2021. Il progetto era lì nel cassetto, l'abbiamo un po' rispolverato, dando anche una caratteristica del sociale, perché credo che questa non sia un'impresa, io non vorrei neanche chiamarla così, perché ci sono delle persone che fanno dei giri molto più lunghi e anche faticosi. Per carità, non voglio dire che sia stata una passeggiata, ma la parte sociale, la solidarietà è quella che mi preme e che vorrei anche sottolineare. E allora parliamone subito, signora Righetti, di questa iniziativa che vuole aprire un faro su una malattia rara dal nome anche abbastanza complicato, che è l'atassia telangiectasia. Che tipo di malattia è e perché avete voluto concentrarvi su questa patologia qui particolare? Allora, indubbiamente ce ne sono tante situazioni che si potrebbero scegliere. Io ho scelto questa perché l'avevo conosciuta da qualche anno contribuendo con un gruppo di ciclisti, il gruppo Loop Around, e ho scoperto che ci sono questi bambini che soffrono di una malattia, non riescono a muoversi perché è una malattia degenerativa che colpisce la parte muscolare innanzitutto, ma è molto complessa, non è che sia risolvibile così. Comunque, diciamo, per farla molto pratica, colpisce la muscolatura rendendo le capacità sempre meno possibili per questi bambini e non riuscire a muoversi, andare a finire in una carrozzina e poi anche una morte precoce, diciamo. Si sa benissimo che le case farmaceutiche non hanno grosso interesse a fare le ricerche su malattie rare per il fatto che non danno, diciamolo pure, guadagno, e quindi ci siamo rimboccati le maniche noi per dare questo piccolo contributo, perché non è niente di straordinario, è un piccolo contributo che vuole aiutare. Io dico che siamo ultra contenti per quello che è stato realizzato e non è ancora finita. Ecco, io vorrei sottolineare questo e ringrazio voi per questo collegamento, per questo servizio, perché non è ancora terminata la raccolta, anche se il giro è terminato il 31 maggio, perché si vorrebbe veramente sensibilizzare e raccogliere ancora qualcosa. Siamo arrivati a oltre 3.500 euro, mi sembra buonissimo, però io sono convinto che si possa ancora. E lo si fa tramite una piattaforma Onlus
della fondazione della comunità veronese, quindi nessuno ritira soldi, nessuno li porta in giro che poi non si sa dove vanno a finire appunto per consegnare una borsa di studio ad un ricercatore che possa trovare la soluzione. Ecco, noi in questo giro, devo dire la verità, abbiamo cercato di sensibilizzare. Io ho detto anche che si entrava in questi santuari, non è che si andava a fare delle cose eclatanti, però magari accendendo una candela, la candela si sa è un simbolo di luce e anche di calore, e la luce che possa dare veramente l'ispirazione ai ricercatori per trovare questa soluzione al problema, e il calore per portare un po' di conforto ai ragazzi e anche alle loro famiglie, perché veramente è un bel problema in una famiglia quando c'è una situazione di queste. Io credo che sia capibile cosa si prova. Voi avete coniato anche uno slogan durante questo viaggio: far del bene fa stare bene, cioè quando si fa qualcosa per gli altri poi si ha anche un ritorno per se stessi. Sì, mi sembra veramente una cosa coniata in maniera appropriata. Far del bene fa star bene dal punto di vista intimo, personale, perché si sa di aver dato una mano, ma io credo che anche in questo caso la Madonna abbia aiutato questo. Vi ha aiutati in qualche modo ad attraversare questo percorso, lei dice? Ha aiutato noi, ma credo che aiuti anche chi fa del bene. Ecco. Quindi far del bene fa stare bene, la vedo perfetta. Qual è stato il momento più emozionante e il momento più difficile, considerando che voi percorrevate circa 150 km al giorno? Ecco, il momento più emozionante di questo viaggio e quello invece più difficile, durante il quale magari lei ha detto non ce la faccio ad arrivare alla fine. Allora, il momento più emozionante lo è adesso, che a ricordarmi mi commuovo. Perché il momento bello, bellissimo, di emozione anche, è stato a San Giovanni Rotondo, quando abbiamo incontrato un sacerdote cileno che accompagnava 40 cileni e si era ricordato. Noi eravamo alla sera lì nella chiesa di Padre Pio, la vecchia chiesa, quella di Santa Maria delle Grazie, era piena per un rosario, molto piena, ed è stata una cosa meravigliosa perché ci aveva visti a Medjugorje, noi non l'avevamo visto, ma lui si ricordava e ha detto: vi ho visti là, siete voi, uno con la maglia rossa, uno con la maglia verde, sì, e lì ci ha fatto veramente capire che anche loro andavano per questo pellegrinaggio, e è stata una cosa davvero emozionante, credo. Poi il momento di difficoltà ce ne sono stati diversi, anche per il traffico, per il caldo, abbiamo preso un po' di pioggia, abbiamo preso qualche cane randagio che ci voleva rincorrere, ma sono appena passate, ho visto le immagini della salita di San Luca. La salita di San Luca a Bologna è una salita davvero micidiale, e soprattutto la curva delle Orfanelle, che credo gli amici ciclisti che guardano anche i grandi percorsi dove vanno i professionisti. Ecco, salirla alle 14:30 col caldo torrido, con 25 kg di peso sulla bicicletta, non è stato facile, e lì magari pensavo anche di mollare. Ho detto però, siccome che lo slogan della Tassia Telangiectasia è mai arrendersi, ecco, ho detto no, non ci si può arrendere qua, e ce l'ho fatta, ecco. La sua emozione forse racchiude quello che è questa esperienza e quello che vuole essere l'obiettivo di questa esperienza, e quindi in chiusura non posso non chiedere se ci saranno altri progetti simili, sempre per continuare a porre l'attenzione su questa malattia rara. Diciamo intanto che l'anagrafica è una cosa che bisogna tenerla in considerazione. Io sono classe 54, a settembre saranno 71, per cui io dico che se permane una certa dose di salute si potrebbe anche pensare di fare dell'altro, no? Perché no? Io con un amico e con qualcuno ho detto: siamo andati ad est, bisognerebbe andare ad ovest. A ovest abbiamo delle Madonne importanti, che poi la Madonna comunque è una sola, ma abbiamo la Madonna di Lourdes, la Madonna di Fatima. Sarebbe una cosa stupenda, meravigliosa
procedere con il giro della Madonna e andare a trovare anche questi santuari. Sicuramente sarebbe una cosa fantastica, però con un po' di calma, perché non è una cosa facilissima. Intanto complimenti per questa iniziativa, complimenti anche per quello che poi era l'obiettivo di sensibilizzazione, e quindi se ci sarà un nuovo Giro della Madonna noi siamo qui disponibili per raccontarlo insieme a voi. Grazie davvero a Fausto Righetti per averci raccontato di questo viaggio tra chiese, santuari e soprattutto solidarietà. Grazie davvero e in bocca al lupo per il futuro. Grazie mille a voi, grazie tante, grazie. Grazie, dunque un'impresa, ha specificato, non voglio che si chiami impresa, ma è sicuramente stato un viaggio importante proprio per sensibilizzare su questa malattia rara che colpisce i bambini. Voltiamo pagina, 3 anni sono passate dalla tragedia sul ghiacciaio della Marmolada, quando il distacco di un grosso seraco provocò 11 vittime, di cui 9 italiani, 8 veneti. A pagare il conto più salato fu la provincia di Vicenza. Luisa Bertini e Simone Squarcina sono tornati ad Isola Vicentina, dove vive la famiglia di Filippo Bari, il 27enne, la cui foto, scattata pochi minuti prima della tragedia, è diventata il simbolo di quel dramma. Sono passati 3 anni da quel 3 luglio, il distacco del Seracco della Marmolada che comportò 11 vittime, 8 furono i veneti, e anche Isola Vicentina, dove ci troviamo adesso in compagnia con il sindaco Gonzo, pianse una delle vittime, Filippo Bari che con quell'ultimo selfie scattato pochi minuti prima che si consumò la tragedia divenne in qualche modo il simbolo di un dramma. Ecco, che cosa ricordate di quel periodo? Sì, quella domenica fu concitata, ricevemmo la notizia della tragedia della Marmolada, come tutti gli italiani, come in tutto il mondo. Mai avremmo pensato che quella tragedia avesse poi colpito così vicino Isola Vicentina. E Filippo ci lasciò in quella tragedia impressionante, e lasciò la compagna, il figlio, i genitori e tutti i suoi amici, e dopo 3 anni naturalmente ogni 3 luglio il dolore si fa ancora vivo. Ecco, con il sindaco parleremo a breve di quello che ha organizzato anche il comune a ricordo di Filippo Bari, ma noi abbiamo sentito proprio la mamma di Filippo, che adesso vi facciamo ascoltare insieme. Ricordo di quei giorni e di quel giorno terribile, e non ti lascia mai. Infatti io questa mattina ho pubblicato su Facebook una foto di Paolo, Nicolò e Filippo, una delle ultime foto che hanno fatto quel giorno, e ho scritto: sì, sono 3 anni, sono 1095 giorni, perché la nostalgia non ti lascia mai, è quella che ti frega, perché a volte ti viene proprio questo bisogno enorme di vederlo entrare dalla porta, di sentire la sua voce. Ecco, questo. Noi siamo andati già un paio di volte sotto Punta Rocca, dove c'è stata la frana, proprio sul posto dove sono stati travolti i ragazzi, e però lo facciamo sempre verso l'autunno, quando le temperature sono più sicure e ce lo consentono, insomma. Per voi che cosa significa tornare in quel posto? Allora guarda, tornare là è proprio un modo per ritrovare Filippo, e quindi è quasi una zona sacra per noi, quasi un cimitero, e là io lo ritrovo anche là. La foto di suo figlio con quel sorriso, con l'ultimo selfie, è diventata il simbolo in realtà di una tragedia. L'ha mandata lei? Guardi, quella foto credo sia stata mandata da Filippo, gruppo, perché noi avevamo il gruppo famiglia, e poi non so dirle in che modo sia finita poi sul giornale. So che noi abbiamo parenti all'estero e anche molto lontani, e ci hanno detto: abbiamo visto questa foto. È una foto che racchiude veramente la gioia
punto, la gioia punto, no? di cosa voleva significare per lui essere in quel posto. Ecco, queste le parole commosse della mamma. Siamo tornati in compagnia con il sindaco di Isola Vicentina. Voi organizzate ogni anno un ricordo per le vittime della montagna, perché ricordiamo che Filippo Bari non è stata l'unica vittima, ma nel 2023 nella tragedia in Norvegia c'è stata un'altra vittima proprio di Isola Vicentina. Sì, Pietro De Bernardini. L'anno successivo, ad aprile, furono quasi una sorta di ritorno nel dolore, e furono lutti cittadini per entrambe le occasioni, come tra l'altro il 3 luglio è un'altra data di lutti cittadini con Luca e Elisa ancora anni prima per altre tragedie, quindi un 3 luglio un po' pesante anche per Isola Vicentina. Ma tornando a Filippo e Pietro, ci sarà anche quest'anno il Rifugio Festival organizzato dagli amici appassionati di musica, che torneranno in Villa Cerchiari con una manifestazione a settembre proprio per ricordare chi aveva la passione sia per la montagna che per la musica, e quindi un momento anche per ricordare. C'è stato negli anni passati l'occasione anche di sottolineare l'importanza della prevenzione in montagna, e quindi anche non semplicemente festa ma anche momento di riflessione e anche di formazione. Ecco, quindi ci sarà anche un momento di sensibilizzazione ai rischi che si corrono in montagna, ai cambiamenti climatici. Io ringrazio il sindaco per essere stato con noi. E tra le vittime della tragedia della Marmolada anche Davide e Erika, marito e moglie. Oggi abbiamo incontrato il fratello di Davide, Luca Miotti, che dice: la memoria deve insegnare. 2 le iniziative organizzate dai familiari, un convegno a Padova e una marcia a Cittadella. È il 3 luglio del 2022, sono all'incirca le 13:45. Un seracco di enormi dimensioni si stacca dal ghiacciaio della Marmolada e scende verso valle. Nella sua corsa investe degli scalatori, degli alpinisti. Alla fine il bilancio sarà tragico: 11 vittime, delle quali 8 sono cittadini veneti. Tra di loro anche Davide Miotti e la moglie Erika Campagnaro. Con noi c'è il fratello di Davide, Luca Miotti. Sono passati 3 anni da quella tragedia. Come sono stati questi 3 anni e soprattutto che cosa ricorda Luca di quel giorno? Sono 3 anni di ricerca, una ricerca di una ragione, la voglia di capire, la voglia di ricordare, e l'unica cosa che ci rimane è non dimenticarli e cercare di fare il più possibile chiarezza sulle cause di questo tragico evento che ci ha colpiti e che non ci abbandona e non ci abbandonerà mai. Senta, la ricerca del perché. Sappiamo che Davide ed Erika erano grandi appassionati di montagna e amavano la Marmolada, la regina delle Dolomiti. Mio fratello erano 20 anni, 30 anni che aveva questa passione, ha fatto tanti sacrifici, è diventato guida alpina, quindi è un amore viscerale condiviso con Erika, andavano spessissimo insieme anche con i miei nipoti. E in quella sfortunata giornata si sono trovati nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Noi non ci potevamo credere, ci siamo riuniti in casa e fino alla sera eravamo convinti di ricevere una comunicazione di sollievo, però purtroppo sappiamo che non è andata così. Però quello che è successo sulla Marmolada 3 anni fa deve anche essere di insegnamento, perché quelle tragedie non devono più avvenire. Proprio per questo avete organizzato per domani sera un convegno a Padova. Domani, venerdì 4 luglio, ci troveremo dalle ore 20 a Palazzo Santo Stefano a Padova con una serie di interlocutori di primo piano moderati da Luca Borghi, un giornalista della Press che è stato molto presente in quei momenti, quindi un amico, persona molto vicina, e grazie al patrocinio del Comune di Cittadella e della provincia di Padova speriamo di avere anche una fitta rete di persone interessate che vogliono ascoltare in modo scientifico le cause che hanno portato a questa tragedia.
Dopo il convegno quindi di Padova di domani 4 luglio è previsto, ed è il terzo anno, la camminata in ricordo di Erika e Davide. Come tutti gli anni saranno centinaia le persone presenti, grazie all'impegno anche dell'amministrazione comunale e di tutti i parenti che ci siamo dati da fare per l'organizzazione, e degli amici, che sono veramente tanti, che hanno riempito di gioia e di amore questi anni e questa esperienza devastante. E uno studio dell'Università di Padova spiega le dinamiche che portarono al crollo di una parte del ghiacciaio della Marmolada nel 2022. A 3 anni dal tragico crollo del ghiacciaio della Marmolada, costato la vita a 11 escursionisti, un gruppo multidisciplinare con membri dell'Università di Padova, Parma, Stellenbosch e Zurigo, l'Istituto Oceanografico e di Geofisica di Trieste, insieme ad ARPAV, ha pubblicato uno studio sui meccanismi che hanno portato a quel distacco. 3 anni fa si è verificata una convergenza di effetti legati al ben noto fenomeno del riscaldamento globale che ha determinato il collasso. La causa non va ricercata solo nella grande quantità d'acqua che si è creata a causa del riscaldamento superficiale del ghiacciaio, ma anche ai fenomeni che si stanno preparando da qualche decina d'anni e che hanno sciolto anche il permafrost. Permafrost è quello strato permanentemente gelato che in qualche modo consolida e consente di mantenere il ghiacciaio alle alte quote aderente al fondo. La fusione, o in ogni caso l'incremento di temperatura, è stato uno dei fenomeni che hanno innescato il crollo della Marmolada. Il ghiacciaio della Marmolada nell'ultimo secolo si è ridotto del 90%. L'evidenza scientifica però ci racconta come sia stato l'ultimo decennio ad accelerare lo scioglimento, fenomeno questo diffuso in tutto il mondo. Negli ultimi 10 anni noi abbiamo avuto un raddoppio di questo tipo di fenomeni, con centinaia di morti in molte regioni alpine, in particolare in Himalaya, dove questo fenomeno è particolarmente importante. Seppur di natura diversa, anche le colate detritiche di San Vito di Cadore sono legate ai cambiamenti climatici. La zona è nota proprio per questo tipo di dissesto, si parla di colate detritiche rapide. Sono delle colate che sono innescate da precipitazioni particolarmente intense, quindi brevi e abbondanti. È evidente che proprio con il riscaldamento noi abbiamo anche un incremento di quelli che sono i fenomeni estremi, e quindi necessariamente sono proprio quei fenomeni estremi che incrementano la frequenza di questo tipo di fenomeni. Quindi non c'è un collegamento diretto con quella che è la fusione dei ghiacciai, ma c'è un collegamento diretto con il riscaldamento del clima. Vive nella Marca l'artigliere più longevo d'Italia, è Angelo Peressini, che compie 108 anni. 108 anni, è contento Angelo? Contentissimo. Auguri Angelo. È festa grande per Angelo Peressini, friulano di nascita e trevigiano d'adozione. È il nonno più anziano della Marca e l'artigliere più longevo d'Italia. Per lui, nel giorno del compleanno, gli omaggi di amici, sindaci e del consigliere regionale in un clima di affetto e riconoscenza. Consegno questa bandiera che è il simbolo della regione del Veneto. Per noi è un orgoglio festeggiare con te, con la bandiera del Veneto, 108 anni. Va bene. Nato a San Daniele del Friuli il 2 luglio del 1917, Peressini fu chiamato alla leva nel 1938. Poco prima del congedo, lo scoppio della guerra lo portò sui fronti di Albania e Grecia. Tornò a casa solo a conflitto finito, decorato con la Croce di Guerra. Dopo il servizio militare si trasferì a Rua di Feletto, dove lavorò per l'anonima elettrica trevigiana, poi Enel, come responsabile di zona. Lui ha contribuito negli anni 50-60 a portare l'energia elettrica nel nostro comune. Conosce tutto il comune e tutto il comune conosceva Angelo De Luce. Tutti quanti i concittadini che lo vedevano lo ringraziavano e comunque stavano là a chiacchierare con lui, perché una mente del genere, cari miei, non la troviamo tanto facilmente in giro.
Angelo ama leggere, risolvere parole crociate e non rinuncia mai al giornale. Il suo piatto preferito è il polpettone, accompagna i pasti con tanta acqua e un dito di vino rosso. Frutta, verdura e una vita in pace sono gli ingredienti della sua lunga esistenza. È bello arrivare all'età mia, senza disturbi, senza dolori, senza niente. Il segreto della sua longevità? Onestà e amore, risponde sorridendo. Bravi e onesti con tutti, mai odiare nessuno. Con la moglie Maria, conosciuta a una serata danzante e scomparsa dopo 63 anni di matrimonio, ha cresciuto 2 figlie, Adalisa e Rosella. Tanti auguri papà! Grazie. Domenica prossima a Rua di Feletto si terrà una messa solenne nella chiesa del paese, celebrata assieme ai suoi compagni artiglieri. Seguiranno un rinfresco e un pranzo riservato ai familiari e a pochi intimi. Altro non ho da dire e augurarvi vita lunga. E tanti auguri anche da parte nostra. Noi siamo in chiusura. Ringrazio Alberto Pivetta e Tony Esposito in regia. Ringrazio voi per averci seguito. Vi lascio ora la sigla alle previsioni del tempo, al documentario Borgo Italia e poi a seguire il film. E ora parliamo di Kevin. Buon pomeriggio, arrivederci.